po' davanti alla sfera, ma brava ancora una volta Bremer a riuscire a rubare palla. Arriva il rovescio della numero 9 tedesca, non crea disagi ancora una volta alla difesa di Thorogood. Allora Courtney Barrow, bella la finta di corpo, ne lascia sul posto due giocatrici tedesche, poi si va a infilare nell'angolo. Arriva il raddoppio della difesa della Germania, viene fischiato fallo in attacco dal direttore di gara e quindi punizione nella propria metacampo per la Germania. Siamo ancora 0-0 per quanto riguarda i falli, così anche il parziale per ora. Ecco la conclusione. Maria Simone cerca subito di smentirmi con questa ribattuta. C'è fallo proprio di Maria Simone, eccolo il primo fallo di squadra. Ecco qui il replay fornito dalla regia di di Marcello Bulgarelli. Lotta ancora l'Inghilterra, ma è la Germania ad avere la meglio in questo contrasto. Ora rientra bene Simone in mezzo a tre. Simon raso a terra, non riesce a dare potenza al tiro. Il numero 8 tedesca aveva fatto una bella incursione personale in mezzo a tre giocatrici inglesi, forse troppo morbida la difesa della squadra di Carlos Cardoso. Cerca di contrattaccare la Germania con Bremer, porta palla nella metacampo avversaria. Sempre classico giro a tre nella tre quarti offensiva. Pia Bremer cerca di prendere un po' di velocità, conclusione da fuori. Non c'è nessuna compagna in area di rigore pronta a deviare questa conclusione. Courtney Barrow, Bolt si fa anticipare da Simon, preferisce non giocarla nel mezzo, gestire il possesso, scaricare il rovescio che ancora una volta non c'entra la porta. Ci sono state tante conclusioni da parte della squadra tedesca, ma poche verso lo specchio della porta. Manca di precisione la squadra di Jannis Reinert. Ancora effettua il primo cambio. È entrata Emily Knebel, se non vado errato, al posto di Pia Bremer. Attenzione Simone a questo raso terra ancora che finisce larga nella porta difesa da Thorogood. C'è il taglio in avanti, quindi la smarcatura, ma la sponda non risponde bene. Allora ancora palla tedesca. Nebel pensa al tiro per un attimo, si ferma e preferisce cambiare gioco e andare dall'altra parte verso Maria Simon. Viene pressata da Sara Figredo. Ancora Knebel, c'è il doppio blocco, arriva alla conclusione sui dritti, sui parastinchi di Lily Rosie Chandler. Allora Courtney Barrow che può puntare, Langer invece preferisce darla a Figredo, pallina nel mezzo a cercare Bolt. Passaggio errato però da parte della numero 2 inglese che ora è in area di rigore, cerca di girarsi Sara Figredo, cade, ma non c'è nessun contatto irregolare secondo il 2 arbitrale. Allora la conclusione ancora una volta da parte di Emily Knebel, sempre sui parastinchi avversari. Ancora la conclusione ancora da Courtney Barrow. Grande risposta da parte di Lotta Di che cerca di contrastare l'attacco della Germania andando da Lena Weigert. Ora Müller, rovescio debole, pallina che rimane lì e qui Frida Langer non riesce a dare precisione alla conclusione. E allora arriva anche il primo time out, lo rivediamo qui, il tiro di Müller, pallina che rimane in mezzo all'area di rigore e Frida Langer non riesce a ribattere in rete. Ricordiamo il programma di oggi che alle 17 si giocherà la partita di europeo maschile tra Spagna e Portogallo, una delle partite più attese di questo europeo. Alle 19 e alle 21 una doppia sfida Italia-Francia, alle 19 per quanto riguarda l'europeo femminile, alle 21 invece per l'europeo maschile. Italia maschile che ieri sera ha fatto il suo debutto contro il Portogallo uscendone sconfitta per 2-0 in una partita al Cardiopalma
con un super Marco Mugnaini che ha tenuto a galla la formazione azzurra per tutta la partita, si è dovuto arrendere solo al rigore di Duarte e poi il gol del 2-0 è arrivato a empty net con 5 giocatori esterni, quindi porta sguarnita e il Portogallo ha infilato il 2-0 quando mancavano 3 secondi al termine. Vediamo qua infatti grazie alla grafica i risultati di oggi tra Andorra e Svizzera, finita 3-0 per la squadra svizzera, invece 3-3 tra Inghilterra e Germania. Torniamo in cronaca con il Germania in possesso palla nella metacampo avversaria, con Müller che tocca per Knebel, cerca di servire il numero 94 Emily Knebel, ancora Müller, torna indietro verso Jessica Falkenborn, scadono però i 5 secondi, allora c'è punizione in favore dell'Inghilterra, secondo fallo di squadra fischiato ai danni della Germania su questo tocco irregolare. Non si capiscono Courtney Barrow e Sara Figredo. Può attaccare la Germania. Vediamo come la squadra tedesca appena recuperi palla l'Inghilterra si chiuda in difesa nella propria tre quarti, non supera la linea della metacampo aspettando le giocatrici tedesche nella loro velocità, cercando di chiudere più spazi possibili. Ora Figredo ruba una bella pallina, attenzione a questo contropiede della Inghilterra guidato da Lily Rose Chandler, finisce nell'angolo avversario, poi brava Lina Weigart a recuperare palla per la Germania, andare verso l'attacco, conclusione deviata dalla stecca di Sara Figredo. Ancora Germania cerca il momento giusto per andare alla conclusione, ma vediamo il blocco inglese fa fatica a essere scardinata, la difesa appunto dell'Inghilterra di Thomas Cardoso. Ora c'è il blocco, si libera un po' di spazio, va la conclusione alta però da parte di Emily Knebel. Ora Figredo, c'è spazio, Courtney Barrow può puntare, la scarta Courtney Barrow, lotta Dick col guantone, allunga, attenzione a questa pallina messa nel mezzo, Thorogood la rilancia in avanti verso Courtney Barrow, ancora una volta Barrow rientra, poi la scambia con Figredo, non si capiscono le due inglesi, allora ancora Germania con la conclusione da parte di Jessica Falkenborn. Non impensierisce ancora una volta Thorogood, lotta fisica tra le due giocatrici, poi non c'è fallo secondo l'arbitro, può ripartire la Germania con questo scambio veloce tra Falkenborn e Weigart. Ancora Weigart a lottare dietro la porta con Lily Rose Chandler, quest'ultima ad avere la meglio in questo contrasto, pressata poi da Müller. Scadono i 10 secondi, allora deve lasciare palla la giocatrice inglese, si richiude nella propria area di rigore l'Inghilterra. Knebel, arriva il blocco di Falkenborn, il tiro sui pattini, allora Courtney Barrow non controlla bene, poi c'è un contatto, fallo dell'Inghilterra, il primo fallo di squadra, la squadra di Thomas Cardoso. Ancora Germania in possesso palla nella linea di centrocampo, cerca di smarcarsi in zona d'attacco Carolina Müller, con la Germania sempre a palleggiare nella tre quarti avversaria. Attenzione, ecco la conclusione, la parata di casco da parte di Thorogood su questa conclusione da parte di Emily Knebel. Buona possibilità per la Germania di portarsi avanti all'11° minuto. Figredo ha lasciato troppo spazio, conclusione morbida, ancora Figredo, due volte lotta Dicke a dire di no all'attacco inglese. Attenzione a questo raddoppio in retroporta, commette fallo però la portiere tedesco,
Qui la conclusione accompagnata da parte di Figredo. Ed è entrata in pista per la Germania Pia Bremer al posto di Carolina Müller. Courtney Barrow esce dai blocchi Figredo, si inserisce allora Chandler, ancora Figredo a lottare dietro porta, altro inserito da ultimo uomo da parte di Emily Bolt. Ancora Courtney Barrow, cercata proprio Bolt che non trova l'aggancio alla pallina, vicina all'1-0 l'Inghilterra. Courtney Barrow dietro porta, scambio bellissimo tra Barrow e Emily Bolt, non va a conclusione, ci prova adesso invece Jessica Falkenborn, ma è stato fischiato un fallo in precedenza, quindi punizione in favore della Germania. Lo rivediamo qui, la conclusione da parte di Emily Bolt, che non è riuscita, anzi non è nemmeno stata una conclusione, non è riuscita ad arrivare all'appuntamento con la pallina. Conclusione addosso al piede di Lily Rosie Chandler. Cerca di ripartire l'Inghilterra con questa pallina giocata a mezza altezza, ancora Chandler a lottare con Falkenborn che poi mette tutto, Pia Bremer che mette tutti d'accordo. E allora Weigart, Knebel finta di corpo e si allarga verso Falkenborn. Prendono in mezzo ancora Falkenborn con il numero 4 tedesca, voleva la pallina sulla propria stecca Lena Weigart. Attenzione a Knebel, ancora la conclusione poco precisa da parte della tedesca. Arriva il time out chiamato dalla panchina di Janis Reinhardt per dare nuove indicazioni alle sue giocatrici. Ancora 0-0 il risultato, 7:25 al termine della prima frazione di gara, 2-2 invece per quanto riguarda i falli. Nuovamente in campo le due formazioni per questi minuti che mancano alla fine del primo tempo. Bello lo scambio veloce che permette a Bolt di scattare in avanti, cerca la pallina alta verso Gemma Cannizzo, non arriva però la schiacciata in porta. Allora riparte la Germania con il tiro da fuori da parte di Lena Weigart, che però appunto non impensierisce Thorogood. Courtney Barrow, Chandler si muove in zona d'attacco, Gemma Cannizzo, eccola qui la numero 4 inglese, scambio con Bolt, ancora Cannizzo, si ferma, gancio ed esce verso Bolt, non c'è nessuno nel mezzo, si inserisce ora Courtney Barrow, diventa buona per Chandler, conclusione ancora imprecisa. Altro cambio per la Germania, fuori Lena Weigart. E entra in pista Miriam Simon. Attenzione a questo tiro da fuori. Ancora da Pia Bremer. Fermato da Thorogood. Cannizzo a recuperare palla.
si gira, poi un passaggio impreciso, ma comunque Carnebarro riesce ad andare a prendere, poi Knebel, ancora Knebel. Serie finte di colpo, vuole liberare il rovescio, ancora Knebel, seguita molto bene da parte di Carnebarro, che riesce a rubare anche sfera, a ripartire per la propria squadra. Ancora il capitano inglese, poi sbaglia il passaggio arretrato. Thorogood rilancia rischiando qualcosina e poi scadono i 5 secondi per l'Inghilterra. Knebel salta secca, Bolt, tiro alto da parte del numero 7 della Germania, che ora esce dal campo per far rientrare in pista Frida Langer. Carnebarro in avanti, c'è libera Chandler che può andare alla conclusione, si libera, poi non trova più la pallina, possibilità quindi per l'Inghilterra, ribaltamento di fronte, ancora Germania con il rovescio, questa volta ci va più vicina Jessica Falkenborn, ma ancora non abbastanza per trovare il gol. Pia Bremer la mette nel mezzo, arriva la conclusione da parte di Langer, la deviazione invece da Pia Bremer, ancora che però la pallina non vuole saperne di entrare. Riparte l'Inghilterra con Cannizzo, conclusione sporcata, poi c'è il fallo della Germania e sarà punizione in zona d'attacco per la formazione allenata da Thomas Cardoso, che lo vediamo sempre molto attivo in panchina inglese per dare indicazioni alle sue ragazze. Riparte la Germania con questo tiro parato molto bene da parte di Thorogood. Il tiro è stato da parte di Mariam Simon per la Germania. Poi Chandler riesce a saltare una giocatrice tedesca, ancora Chandler sull'angolo, brava a tornare indietro verso Bolt, pallina giocata nel mezzo a cercare la deviazione di Cannizzo, brava Marianne Simon ad anticipare la numero 4 inglese, ancora Chandler a lottare sull'angolo, Carnebarro ancora a cercare Cannizzo in area di rigore, pallina che si alza, Cannizzo ancora, dietro porta viene raddoppiata da due giocatrici. Carnebarro, conclusione, respinge facilmente Dicke. Attenzione a questo avanzamento da parte della Germania con Jessica Falkenborn, che subisce fallo da Gemma Cannizzo. Lotta tra numero 4, altro cambio nelle file tedesche, fuori Bremer, entra in pista il capitano Carolina Müller. Eccola qui, la numero 94 in possesso. Müller, Cannizzo a recuperare, però cerca di prendere un po' di velocità l'inglese. Attenzione, ora Bolt ha fatto tutto bene, non trova più la pallina nel momento del tiro e allora prova la conclusione Langer. Chevron nell'esterno della porta.
Ancora Germania, lascia palla dietro. La conclusione da fuori. Finisce ancora larga dalla porta di Thorogood. Attenzione a Müller, può caricare il piatto, lo prova, deviazione da parte di Chandler che per poco beffa Thorogood. Cannizzo, tiro troppo debole e largo. Poi qui Müller si addormenta e Cannizzo non riesce a intercettare la palla. Sarebbe stato un eventuale 1 contro 0 per il numero 4 e intanto arriva il gol da parte della Germania. Il tiro di Lena Weigert deviato che beffa Dorothy Thorogood e quindi Germania che passa avanti al 18° di gara con questo tiro da fuori da parte di Lena Weigert. Ecco che rivediamo il piatto che viene deviato da Carney Barrow, se non mi sbaglio, sì, la deviazione da parte di Carney Barrow, quindi Germania in avanti, ma subito Carney Barrow che voleva farsi perdonare con questo tiro da fuori, da dentro area di rigore. Germania che quindi ha la possibilità di chiudere in avanti la prima frazione di gioco. Simon, pallina nel mezzo, si scontrano Müller e Frida Langer. Ancora Weigart sull'out di sinistra, cerca di metterla in mezzo. Thorogood allontana, poi una sorta di cross da parte di Maria Simon, poverina che esce dal rettangolo di gioco. L'ultima deviazione dovrebbe essere stata di una stecca tedesca. Anzi no, l'ultima deviazione è stata di una stecca inglese. Allora punizione in favore, messa in gioco in favore della Germania. Ecco l'inquadrato, sempre molto attivo Carlos Cardoso. Recupera palla all'Inghilterra con Cannizzo, si inserisce Ruby Fraser che è entrata in questi minuti finali, la giocatrice in casacca numero 8 inglese. È entrata al posto di Lily Rosie Chandler. Eccola qua, Ruby Fraser in pressing. Müller, passaggio deviato, arriva comunque a destinazione. Poi aggressiva in questo caso l'Inghilterra con Carney Barrow che recupera palla, si ritrasforma in un 3 contro 3. Prova di passare in mezzo a tutti, Cannizzo che non trova però, Emily Bolt che non trova la porta. 20 secondi ancora per questo primo tempo, cerca il triangolo l'Inghilterra, non si chiude, riparte la Germania in un potenziale 3 contro 1. Il passaggio, c'è la chiusura di Carney Barrow, allora ribaltamento di fronte, 2 contro 1. Carney Barrow per Cannizzo, Carney Barrow all'azione, era stupenda, ma non altrettanto si può dire della conclusione della capitana inglese. E con questa conclusione termina anche il primo tempo, la rivediamo qui, non lucida sotto porta Carney Barrow. Si conclude il primo tempo tra Inghilterra e Germania, squadra tedesca avanti 1-0 con il gol di Lena Weigert al 18° minuto, complice la deviazione di Carney Barrow. Ora 10 minuti di intervallo e poi ci ricollegheremo dal Palasport di Correggio per il secondo tempo di Inghilterra-Germania.
Eccoci ricollegati dal Rolando Petri di Correggio per il secondo tempo di Inghilterra-Germania, partita valevole per il campionato europeo Under 17 femminile, ricordiamo prima edizione che si gioca in questa categoria. Germania avanti 1-0 dopo il primo tempo con il gol al 18° minuto da parte di Lena Weigert. Comunque abbiamo visto una partita con una Germania che cerca di avere il controllo appunto della gara, con una Inghilterra che cerca di farsi vedere in avanti, come in questa occasione con Emily Bolt. Attenzione che riparte subito molto velocemente la Germania con Pia Bremer, preferisce gestire il possesso. Ancora Bremer cerca di liberare il rovescio, lo libera, pallina che viene parata da Dorothy Dorogood. Riparte allora l'Inghilterra con Courtney Barrow che vuole anche lei il rovescio. Ancora una volta pallina troppo alta. Allora Chandler sbaglia il controllo della palla, rimane comunque buona la girata da parte di Ruby Fraser che finisce alta. Andiamo a leggere i due quintetti per questo secondo tempo. Sempre Thorogood in porta per anzi no, c'è Sara Moffett in porta in questo secondo tempo per l'Inghilterra. Poi Bolt, Chandler, Fraser e Courtney Barrow per il quartetto esterno, mentre per l'Inghilterra ancora Lotta Dica, Bremer, Carolina Müller, Frida Langer e Miriam Simon. Cerca di ripartire in un 2 contro 2 l'Inghilterra con Bolt che finisce in area di rigore e trova il gol. Gran gol quello di Emily Bolt che infila sul primo palo l'estremo difensore tedesco. Gran gol di Emily Bolt in velocità, difende bene la palla e poi alza quanto basta sul secondo palo, sul primo palo, mal difeso questa volta da Lotta Diche. E allora l'Inghilterra trova il pari dopo 1 minuto e mezzo del secondo tempo. Il gol di Emily Bolt. Allora tutto da rifare per la Germania, che comunque si fa vedere nella tre quarti avversaria. Tocco per Langer, viene seguita da Chandler. Il tiro del mezzo, Maria Simone non arriva all'appuntamento con la palla. Ancora Inghilterra con Courtney Barrow, deviazione. Brava Lotta Dica di riflesso a respingere palla. Attenzione a questo 3 contro 2, vuole fare tutto da sola. Frida Langer sicuramente aveva possibilità di passaggio. La numero 2 tedesca recupera palla l'Inghilterra con Courtney Barrow che litiga un po' con lo stop di palla. Bolt, ancora Bolt in mezzo a tutte, poi cerca di piazzarla nel ballo più lontano, vicino alla doppietta la numero 6 inglese. Ancora Bremer, vuole il piatto, tiro sporco da parte della numero 9 tedesca. Poi questo passaggio un po' corto ma comunque arriva a destinazione. Simon per Müller, arriva il blocco di Langer, conclusione murata da Bolt. Ancora Langer, il tiro non impensierisce minimamente Moffett. Ecco il doppio blocco per liberare Bremer. Scadono però i 45 secondi. Allora ecco che arriva anche il primo cambio in questo secondo tempo per la Germania. Fuori Pia Bremer, entra in campo Amelie Nebel. E si prepara anche Jessica Falkenborn.
Attenzione, Bolt in area di rigore, c'è contatto non irregolare secondo il duetto arbitrale. Ancora Inghilterra che rimane nella metacampo avversaria. Giro palla verso Chandler, il piatto debole. Maria Simon che ci mette la stecca, un po' di spazio dalla numero 8 della Germania, lascia palla adesso a Carolina Müller, arriva il suo rovescio, Moffè con il guantone mette la pallina fuori dal rettangolo di gioco. 4 minuti di questo secondo tempo, Inghilterra che ha trovato il pari con Emily Bolt al 21esimo di gioco. Knebel il pressata raddoppio, riesce ad andare via molto bene la numero 7 tedesca. Ora c'è spazio per Müller, scambio con Knebel, il blocco di Falkenborn. Sbaglia il controllo qui Carolina Müller, deve lottare con Courtney Barrow che recupera palla. Bolt, pallina nel mezzo, diventa buona per Fraser, non ha lo spazio per il tiro, deve gestire il possesso, torna indietro da Courtney Barrow, poi Chandler crea un po' di spazio per Barrow, vuole il triangolo con Fraser, non si chiude, poi non si capiscono nemmeno le due inglesi. Müller, pallina nel mezzo, diventa buona poi per la ripartenza dell'Inghilterra con Fraser che cerca di lanciarsi sulla sponda, viene fermata da Müller, poi Knebel cerca di usare di aiutarsi con la sponda, ma diventa buona allora per l'Inghilterra con Chandler in area di rigore. Chandler, Dike para, è ancora buona per l'Inghilterra con il tiro da parte di Bolt, ancora Dike con il gambale a dire di no. Ancora Inghilterra che cerca di premere sull'acceleratore, vuole abbassare la difesa dell'Inghilterra. Altro passaggio sbagliato però tra le ragazze inglesi. Attenzione a questa pallina in area di rigore, ancora che arriva, non arriva però alla conclusione verso la porta della Germania. Ecco lo scambio tra Barrow e Bolt, raddoppio su Courtney Barrow dalla parte delle tedesche, nel fischiato fallo però in attacco. Cambio sia da una parte sia dall'altra, entrata Sara Figredo al posto di Chandler ed è entrata anche Miriam Simon al posto di Carolina Müller. Ecco intanto qua che rivediamo il gol da parte di Bolt che ha difeso molto bene la pallina sul contrasto ed è stata lucida sotto porta a infilare nel primo palo lotta Dike, e poi un'altra possibilità con una deviazione. E qui ancora Inghilterra che si è fatta pericolosa in zona d'attacco. Germania in possesso, vuole subito andare molto velocemente ad schiacciare l'Inghilterra nella propria difesa. Simon cerca di passare in mezzo a tre giocatrici. Miriam Simon, Falkenborn, c'è fallo in attacco, quarto fallo di squadra per la Germania, 4 anche per l'Inghilterra. C'è da dire che
non è una partita con grande intensità in campo, nonostante la Germania stia provando più dell'Inghilterra a trovare il vantaggio. Ci prova adesso con questo tiro di Falkenborn. Ora Knebel, il blocco di Falkenborn, ne approfitto ma solo per un momento. Pena ancora buona per la Germania, con il tiro da fuori da parte di Weigart. Moffè para facilmente. Attenzione, Nebel ha recuperato una buona pallina alla Germania con Weigart, pallina nel mezzo. Miriam Simon non è pronta in area di rigore. Ora Carney Barrow mette il corpo davanti, Barrow cade, c'è il fallo. Fuori dall'area di rigore però. Carney Barrow fa finta di andare al tiro, non trova lo spazio. Riesce comunque a gestire bene. Ma ancora Inghilterra che lotta bene sulla sponda con Figredo. Insiste la numero 2 inglese, commette il sesto fallo di squadra Miriam Simon. Rudy Fraser. C'è il blocco da parte di Bolt, la conclusione da parte di Carney Barrow. Viene parata da Dike, poi ancora Fraser. Deve trovare lo spazio per il passaggio, non lo trova, brava Weghorst, e poi c'è il tocco da parte del direttore di gara, ovviamente involontario, quindi la Germania che può ripartire. Weigart, conclusione, ancora una volta molto larga, c'è stata poca precisione nei tiri per entrambe le squadre. Attenzione che la pallina passa con qualche rimpallo in area di rigore, poi Ruby Fraser non è riuscita ad insaccare. A 11:20 al termine, 1-1 il risultato. Bremer dietro porta, ancora Bremer. Conclusione sul gambale di Moffè. Ancora Inghilterra che cerca di controbattere con Carney Barrow con la spalla, è andata a parare Lotta Dike. Cerca di ripartire ancora la Germania, chiusura irregolare infatti da parte di Ruby Fraser. Quinto fallo per l'Inghilterra. Thomas Cardoso chiama anche un time out per dare indicazioni alle sue giocatrici. Lo vediamo qui, il commissario tecnico under 17 femminile inglese. E qui invece Janis Reinhardt che dà indicazioni alle sue giocatrici. Germania che sta sicuramente provando di più dell'Inghilterra a trovare il vantaggio, ma come abbiamo detto anche ieri, l'Inghilterra si chiude bene in difesa e quindi fa fatica la squadra di Janis Reinhardt a trovare gli spazi giusti. Anche se fisicamente la Germania ha qualcosa in più degli inglesi, che però non sono riuscite a sfruttare durante il corso di questa gara. Punizione per la Germania con Bremer che tocca all'indietro verso
Nebel ha voluto rimettere la pallina in area di rigore, poi sbaglia in fase di impostazione l'Inghilterra, sbaglia anche la conclusione Weigart. Poi Carney Barrow molto bene, il doppio sotto gamba, poi cade sulla pallina. Era partita in velocità la capitana inglese in casacca numero 7. Bremer, pressata da Figredo, cambia gioco e vede Knebel, cerca di accentrarsi, c'è il tocco da parte di Bolt, anzi non viene fischiato il sesto fallo, ma viene comunque assegnato il vantaggio. Diventa buona per Bremer, diventa buona anche per Valkenborn, va vicino al gol la numero 4 della Germania. Ribaltamento di fronte ancora con Bolt, la parata di Dick, pallina che rimane lì. Ancora una volta è stata Ellie Bolt in velocità a impensierire la difesa tedesca. Brava qui Dick a trattenere la pallina. Allora, ingaggio a 2 vinto dalla Germania, che a sua volta ha avuto una grandissima palla gol sulla stecca di Valkenborn. Attenzione a questo 1 contro 1 ancora con Bolt, pallina deviata però da Valkenborn. Sbaglia il passaggio Lily Rosie Chandler, quindi scadono i 5 secondi per l'Inghilterra. Germania che vuole metterla nel mezzo con questo passaggio alto da parte di Pia Bremer. 9 minuti al termine, ancora 1-1 il risultato. Ricordiamo che se si dovesse chiudere in pareggio questa partita ci sono 3 punizioni dirette per decidere chi avrà lo scontro diretto. Attenzione a questo tiro da fuori, pallina che rimane lì, aveva perso anche la stecca il portiere inglese. Ricordiamo che gli estremi difensori non possono rimanere senza stecca. Ecco qui il tiro, vedete che quasi quasi gli passava sotto le gambe a Moffè. Ancora Carney Barrow, cerca di passare, contatto, arriva il fallo di squadra numero 8. Figredo esce dai blocchi difensivi tedeschi. Bolt cerca di girare sulla linea della metà campo l'Inghilterra per trovare spazi e inserimenti che questo pomeriggio ne abbiamo visti pochi. Recupera palla la Germania con Valkenborn, lancia lungo per Bremer, cerca di crearsi un po' di spazio, contatto non irregolare secondo l'arbitro, c'è l'irregolarità invece da parte di Pia Bremer che viene anche espulsa. Cartellino blu per Pia Bremer, abbiamo visto infatti un fallo di reazione della tedesca. Ecco qui Pia Bremer che cade e subito dopo nel recupero palla arriva la steccata a Lily Rosie Chandler, quindi è cartellino blu per questo fallo di reazione della 9 tedesca. A 7:36 al termine, quindi l'Inghilterra ha la possibilità di portarsi in vantaggio.
si è procurata il rigore. Anche bello questo scambio tra Dike e Chandler. Stavo dicendo che la numero 3 inglese si è procurata la punizione diretta, se ne incarica anche di batterla. Si posiziona Dike, si aspetta il fischio dell'arbitro. Arriva, finta, tiro e trova il gol. Lily Rose Chandler, vantaggio inglese a 7:33 al termine. Al 33esimo trova il gol Lily Rose Chandler. 2-1 per l'Inghilterra. Finta e poi botta a mezza altezza che beffa Dike. Sale anche qualche coro per la formazione tedesca per incitare le ragazze. Recupera palla Courtney Barrow. Bolt ha un po' di spazio, tanto adesso cerca l'inserimento da parte di Figredo. Forse Cardoso voleva il tiro da parte della numero 6 inglese. Ancora Figredo, Bolt lascia palla dietro per Figredo, deve lottare in area di rigore con Müller, quest'ultima a recuperare palla. Attenzione anche perché la Germania è a 8 falli di squadra contro i 6 dell'Inghilterra. Anche questo è un dato da tenere in considerazione in questi minuti che mancano. Recupero palla inglese. Ancora Figredo, diventa buona per Bolt che gestisce per Chandler. Courtney Barrow prova a passare in mezzo a due. Viene fermata. Barrow, il tiro deviato ancora in area di rigore. Chandler. Riparte la Germania con questo tiro di Müller. La risposta da parte di Moffè, recupera palla. Allora l'Inghilterra prova un ribaltamento di fronte con Courtney Barrow. Non controlla bene la pallina la capitana inglese. Bolt, c'è il blocco da parte di Chandler. Ancora Bolt, passa in area di rigore, pensa per un momento a una piccadigna, alla fine sceglie di scaricare indietro la pallina. Attenzione a questo tiro alto, facile risposta da parte di Dike. Ora Müller si nasconde dietro la propria compagna. Simon ha provato a mettere la pallina in area di rigore, nessun problema per la difesa inglese, neanche per Dike a respingere questa pallina. La pallina che ora finisce nella metagamba avversaria con questa opportunità per Miriam Simon. Sotto porta non è riuscita a trovare il guizzo giusto. Conclusione, altra parata da parte di Moffè su questo tiro di Emily Nebel. Ancora Inghilterra, questa volta si fa vedere in attacco con la conclusione raso terra di Chandler. Scambio impreciso tra gli inglesi, ma comunque pallina che arriva a destinazione, deve andare a concludere l'Inghilterra. Attenzione, arriva anche il cartellino blu ai danni
di Chandler, l'autrice del gol del 2-1, commette fallo, l'aggancio, eccolo, rivediamo qua. Sì, c'è anche in questo caso giusta la decisione arbitrale. E sarà Moffè per l'Inghilterra l'incaricata a parare questo tiro diretto contro Miriam Simon. Al 17esimo di gioco, al 37esimo di gioco, Maria Simon contro Sara Moffè. Parte la numero 8 e fa gol, il pari della Germania, con la punizione di prima trasformata da parte di Miriam Simon. È 2-2 quindi il parziale, lo rivediamo qui, lasciato troppo spazio nel secondo palo da parte di Miriam Simon, di Moffè. Ora Carnebarro non riesce a passare, attenzione a questo 2 contro 1 in favore della Germania, pallina messa nel mezzo e Falkenborn va vicino al 3-2 per la formazione tedesca. Eccolo che lo rivediamo qui, bellissima l'azione da parte di Miriam Simone che ha cercato l'assist per Falkenborn. Quest'ultima però non è stata lesta nel ribattere in rete. Time out chiamato da Thomas Cardoso, che lo rivediamo ancora una volta molto attivo nel dare indicazioni alle sue giocatrici. (3:17) al termine, squadre che ritornano in pista con il risultato sul 2-2. 8-6 invece per quanto riguarda i falli, 8 per la Germania, 6 per l'Inghilterra. Quest'ultima a recuperare pallina con Bolt, vuole il rovescio ancora Bolt, ha cercato di fare il replay del gol che ha segnato per il momentaneo pareggio dell'1-1, infilandosi dalla destra in velocità Emily Bolt. Questa volta però non c'è riuscita, riparte la Germania con Simon. Trovare un po' di spazio la tedesca, diventa buona per Bremer, per Nebel. La conclusione deviata e poi Moffè non è riuscita a battere in rete. Riparte ancora una volta l'Inghilterra, un 2 contro 3. Carnebarro non riesce nel sfondare la difesa tedesca. Settimo fallo di squadra per gli inglesi. Fuori Müller, entra Bremer per la Germania. Attenzione a questo inserimento e non è stata lesta Miriam Simon nel trovare la sua doppietta personale. È una grandissima chance, si è trovata da sola davanti a Moffè. Carnebarro spara in avanti,
poi Bolt, mentre il colpo davanti a pallina, cerca lo scambio con Figredo. Ancora Figredo a lottare contro due, la meglio comunque c'era la formazione di Janis Reinhardt. Bremer cerca la deviazione, Simon, ancora Germania, 1 minuto e mezzo alla fine. Bremer, attenzione alla deviazione, può ripartire ancora l'Inghilterra con Carney Barrow, che ha giocato tutta la partita, la numero 7 inglese. Qui fa vedere il perché, sicuramente la ragazza con più talento nelle trafile inglesi. Ancora Barrow, attenzione a Bolt, stava per trovare lo spazio per il tiro. Carney Barrow, che tra l'altro ha la sorella maggiore che gioca nella nazionale senior. Figredo cerca di passare, lotta sulla sponda con Cannizzo, pallina che si impenna, diventa buona, Cannizzo, super palla per Dick, Cannizzo ancora Dick 2 volte. Questa è stata la chance più grande per l'Inghilterra di portarsi in avanti. Insiste la Germania ora con Bremer. 30 secondi rimasti, Figredo dietro porta, perde palla, recupera Bremer che si lancia in avanti per questo 3 contro 2, allarga per Simon, cerca di rientrare Simon, rovescio, pallina messa in mezzo, non trova nessuno dall'altra parte, poi Cannizzo, attenzione, 10 secondi rimasti, 2 contro 1, lo scambio, poi Barrow, Carney Barrow a 7 secondi dalla fine, l'Inghilterra trova il vantaggio con la propria capitana Carney Barrow, contropiede perfetto da parte delle ragazze di Carlos Cardoso. Lo rivediamo, un 2 contro 1, freddissima volta a servire Barrow, anche lei super lucida a metterla dentro, un po' nulla di che. L'Inghilterra che si porta in avanti a 7 secondi dalla fine. Deve andare alla conclusione la Germania, ma è brava Cannizzo a farla sua e l'Inghilterra conquista i 3 punti contro la Germania. C'è da dire che sta sorprendendo un po' tutti la formazione di Carlos Cardoso. Dopo aver pareggiato contro il Portogallo riesce a trovare la vittoria contro la Germania e si porta a 4 punti. Per quanto riguarda l'europeo femminile, mentre la Germania ancora a quota 0 dopo la sconfitta di ieri sera contro l'Italia, arriva anche la sconfitta per 3-2 contro l'Inghilterra. Le reti al 21esimo, al 33esimo e al 40esimo di Carney Barrow non possono nulla, invece le reti di Miriam Simone al 37esimo e di Lina Weigert al 18esimo. Ora ci sarà un po' di pausa e poi alle 17 Spagna-Portogallo invece per l'europeo maschile.
Inghilterra si fa vedere pericolosa nella tre quarti avversaria con la conclusione. Non si chiude, allora attenzione a questo potenziale 2 contro 2, si inserisce nel mezzo Pia Bremer, cerca il tocco, così la Germania in fase di costruzione, la conclusione da fuori, pallina che rimane al ribaltamento di fronte, ancora una volta Courtney Barrow a portare palla, Barrow conclusione, inglese battuta verso indietro per Courtney Barrow, si prepara il tiro, eccolo che arriva raso terra, così anche il parziale per ora, ecco la conclusione, avversari, ancora la conclusione, ora Müller, rovescio debole, pallina che Figueiredo, c'è spazio, Courtney Barrow può puntare, la scarta Courtney Barrow, lotta Dick a palleggiare nella tre quarti avversaria, attenzione, ecco la conclusione, Figueiredo ha lasciato troppo spazio, conclusione morbida, ancora Figueiredo, Millie Bolt, ancora Courtney Barrow, cercata proprio Bolt alla fine del primo tempo, bello lo scambio veloce che permette a Bolt di scattare in avanti, riparte la Germania con questo tiro, sarebbe stato un eventuale 1 contro 0 per il numero 4 e intanto arriva il gol da parte della Germania, il tiro di Leale, 1 contro 0 per il numero 4 e intanto arriva, mi sbaglio, sì, la deviazione da parte di Courtney Barrow, quindi Germania in avanti ma subito recupera palla, si ritrasforma in un 3 contro 3, prova di passare in mezzo a tutti, Cannizzo, Courtney Barrow, allora ribaltamento di fronte, 2 contro 1, Courtney Barrow per Cannizzo, Courtney Barrow cerca di ripartire in un 2 contro 2 l'Inghilterra con Bolt che finisce in area di rigore, trova il gol, gran gol quello di Emily Bolt che infila sul 2 l'Inghilterra con Bolt che finisce in area di rigore, arriva all'appuntamento con la pallina, ancora Inghilterra con Courtney Barrow, deviazione, cerca di aiutarsi con la sponda ma diventa buona allora per l'Inghilterra con Chandler, in area di rigore Chandler, ancora Inghilterra che cerca di controbattere con Courtney Barrow, comunque ha segnato il vantaggio, diventa buona per Bremer, diventa buona, gol la numero 4 della Germania, ribaltamento di fronte ancora con Bolt per decidere chi avrà lo scontro diretto, attenzione a questo tiro da fuori, c'è lungo per Bremer, c'è che ricrearsi un po' di spazio, contatto non irregolare, secondo arriva, finta, tiro e trova il gol, Lily Rose Chandler, vantaggio inglese a 7:33, arriva, finta, tiro e trova il gol, Barrow, il tiro deviato anche che arriva a destinazione, deve andare a concludere l'Inghilterra, attenzione, arriva Sarah Moffett, parte la numero 8 e fa gol, il pari della Germania con la punizione di prima tra Sarah Moffett, parte la numero 8 e fa gol, il passare, attenzione a questo 2 contro 1 in favore della Germania, pallina messa nel mezzo, attenzione a questo inserimento, pallina che si impenna, diventa buona, Cannizzo, super parata per Dick, Cannizzo ancora, Cannizzo, attenzione ai 10 secondi rimasti, 2 contro 1, lo scambio, poi Barrow, Courtney Barrow, a 7 secondi dalla fine, l'Inghilterra trova il vantaggio, rimasti 2 contro 1, lo scambio, poi Barrow, Courtney Barrow,